Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2-3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 5745 55. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira bird, Coglio e quei. Un cordiale saluto, gentili amici e amiche alla visione e all'ascolto, benvenuti a questa edizione flash del nostro infofriulitv.net. Un autotrasportatore ungherese versa in gravissime condizioni causa un incidente stradale accaduto poco prima delle 4:30 in A4, che ha tamponato un auto articolato condotto da un lituano che viaggiava a pieno carico. L'impatto è stato violento. Dopo l'allarme sul posto sono giunte le squadre di soccorso, si tratta di 2 ambulanze e una squadra di vigili del fuoco del comando di Udine. Intervenuti anche i mezzi meccanici di Autovie Venete, rilievi di legge da parte della strada di Udine. I soccorritori hanno prestato le prime cure all'ungherese, rimasto incastrato nell'abitacolo del proprio furgone, poi la corsa in ambulanza verso Udine. Lo straniero versa, come detto, in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno dato supporto al personale sanitario e messo in sicurezza entrambi i mezzi accidentati. Nessuna particolare disagio per fortuna alla circolazione, visto l'orario, illeso il conducente dell'auto articolato lituano. Gli agenti della Polfer di Trieste hanno denunciato un romeno di 36 anni per non aver ottemperato un divieto di ritorno a Trieste e un marocchino di 44 per il reato di inosservanza dei provvedimenti dell'autorità. Il personale invece della Polizia Postale e delle Comunicazioni del capoluogo regionale hanno denunciato l'autorità giudiziaria un triestino di 64 anni per il reato di diffamazione. Una ventina di irregolari sono stati rintracciati all'alba nel comune di San Giovanni a Natisorno in provincia di Udine. Sono stati alcuni automobilisti in transito lungo la strada regionale 56 all'altezza della frazione di Villanova degli Udrio ad allertare le forze dell'ordine attraverso il numero unico di emergenza 112. Un primo gruppo è stato rintracciato nei pressi del sottopasso della ferrovia Udine-Gorizia in località Cascina Rinaldi, altri 6 poco prima del centro abitato del capoluogo comunale lungo la 56. Al momento non si segnala la presenza di minori o presunti tali. In corso le procedure per il trasferimento nell'ala anti-Covid per il triage all'interno dell'ex caserma Cavarzerani di Udine e la successiva quarantena obbligatoria. Assessore Zanier, quali sono i principali elementi contenuti nell'articolo 3 della finanziaria appena approvata?
Ma innanzitutto permettetemi di essere felice perché comunque è un articolo che non ha ricevuto voti contrari e quindi questo è segnale che l'articolo era decisamente ben fatto. I punti salienti sono a livello economico sicuramente i 16 milioni e mezzo sul fondo di rotazione, quindi un incremento della dotazione. In linea prospettica invece ci sono due norme estremamente importanti, una che crea una nuova linea di sostegno per quelle misure, diciamo così, di acquisto attrezzature al di fuori del regime dei PSR, quindi dei regimi europei con norma regionale, per sostenere specialmente quelle imprese più piccole che fanno fatica ad accedere ai bandi comunitari. E l'altra è una norma che facciamo viaggiare quest'anno per la prima volta rispetto alle piccole filiere, specialmente nelle realtà svantaggiate delle zone B e C montane, che consente agli operatori di lavorare assieme per creare queste reti che possono diventare un futuro sviluppo veramente per un'economia che a quel punto anche abbia una base economica solida per poter riuscire a sostenere l'impatto col mercato e con i tempi. Chiudiamo qui la pagina informativa flash del mattino, vi diamo appuntamento poco prima delle 11 per Linea Diretta con il sindaco di Monfalcone, Anna Maria Cisinta, più tardi. Legno Arreda, grazie ad un'esperienza ventennale nella lavorazione del legno, è in grado di presentare una vasta gamma di pavimenti in legno massiccio prefiniti, pronti per la posa a 2 e 3 strati. I nostri pavimenti arredano la casa, l'ufficio e gli spazi commerciali, come vuoi tu, e lasciano il calore e la bellezza del vero legno, seguendo al 100% il Made in Italy. Il legno è vivo, comunica un mondo di valori, racconta una storia. Legno Arreda ama il legno. Progetti unici per il tuo sogno. Legno Arreda, via Vecchia 24, Poncico di Zoppola, telefono 0434 574555. Visitate il nostro web store www.legnoarredaweb.it. Claudin, il nuovo locale alla moda, nato a Cormons, dove la tradizione, il servizio e la qualità si fonde in un unico progetto, Claudin. In via Friuli, incastonato lungo il viale d'accesso alla capitale del Coglio, aperto dal mercoledì al lunedì, il martedì si riposa dalle 7 alle 14 e dalle 17 alle 23. Claudin, locale per palati fini e buongustai, dove si mangia, si beve e si respira Bird, Coglio e Quay.